La comunità di Pieve di Soligo è sotto shock per la morte di Walter Lorenzoni, il 56enne di Pieve di Soligo, morto in un tragico incidente stradale avvenuto in Alpago. L'uomo era in sella al suo scooter quando è finito fuori strada, con lui nel sedile posteriore la moglie è rimasta ferita e trasportata all'ospedale San Martino di Belluno. La donna non è in pericolo di vita. La fuoriuscita forse causata dal fondo stradale bagnato. I familiari oggi sono partiti per andare a Belluno sul luogo della tragedia e per abbracciare la moglie della vittima. Walter era una persona solare, sempre disponibile ed attiva in paese e conosciuta nel mondo del calcio. Siamo davvero addolorati, spiegano dall'amministrazione comunale. Lavorava in un'azienda di mobili a Sernaglia della Battaglia. Oltre al calcio, gli piaceva fare dei giri in moto. A Solighetto, dove tutti conoscevano lui e la sua passione per le due ruote, non si parla d'altro. Moglie e marito, quando riuscivano a ritagliarsi del tempo, salivano sullo scooter e poi andavano via. Proprio come ieri, una gita decisa, voluta, qualche ora di relax terminato in una tragedia. La data dei funerali non è ancora stata fissata.